io vado magari a fare qualche riferimento molto a spot rispetto alla relazione di Plano, del collega Plano. Siamo tutti e due sindaci e anche amici, nel senso che abbiamo frequentazione, andiamo anche a dormire assieme la sera, quindi separati. in reti separati, ovviamente. Ma io partirei dall'intervento che il giornalista ha fatto citando dittatura e democrazia. Io credo che in Italia ormai da decenni, almeno per quanto riguarda il Ministero dei Lavori Pubblici, si debba parlare non più di, forse sicuramente magari nessuno di noi vuole citare la parola dittatura, sicuramente non possiamo più parlare di democrazia, ma dobbiamo probabilmente parlare di oligarchia. Cioè il Ministero dei Lavori Pubblici, credo di non dire niente di non conosciuto, ma dobbiamo prendere consapevolezza, è molto sensibile al lavoro di lobby che viene portato avanti le possiamo quantificare, forse sono anche meno, dalle 10 più grandi imprese di costruzioni che ci sono in Italia, e i nomi sono noti e ahimè sono ricorrenti anche nelle occasioni dei fatti di cronaca. È stata citata la CMC. La CMC è l'impresa aggiudicatrice per i lavori della costruzione del tunnel geognostico che è stato oggetto nel paese che amministro nel 2005 dei fatti di cui sicuramente avete avuto notizia, e che con una modifica al progetto, una semplicissima modifica al progetto, si è fatta una variante. Il progetto costava 90 milioni di euro, questo tunnel geognostico, ora costa 150 milioni di euro, è stato dall'imbocco previsto in Venaus in Val Cenisca è stato portato l'imbocco nella valle accanto a Chiomonte, Alta Valle di Susa, con una semplice variante in corso d'opera, diciamo, quindi nessuna gara, niente. E questo a dire dal Ministero in perfetta legalità. Che cosa, e questo è sintomatico, messo assieme poi dopo agli oltre 1000 procedimenti penali in corso nei confronti dei militanti Notav in Valle di Susa, è sintomatico che la Regione Piemonte ormai 4 anni fa abbia soppresso le comunità montane. Una legge regionale, le comunità montane in Piemonte non esistono più. Ce n'era una che dava un po' fastidio, ed era la comunità montana della Bassa Valle di Susa, che era costituita da 23 sindaci, tutti i 23 sindaci Notav, e hanno pensato bene di fare una legge ad hoc. Hanno soppresso tutte le comunità montane. Da quest'anno è nata l'Unione dei Comuni Valle di Susa, dove ci sono 22 sindaci, perché un'amministrazione è passata nell'altra comunità montana, 22 sindaci Notav in Valle di Susa. Non è con architetture legali che si risolvono i problemi, ma è con il buon senso, cosa che ahimè sembra retorica, ma noi chiediamo questo. Personalmente sono stufo di essere dipinto come un terrorista. Nel 2006, durante le Olimpiadi invernali a Torino, c'erano giornalisti un po' da tutto il mondo, sono stato invitato ad un'intervista da un giornalista dello USA Today. Questo alla terza volta che entrava in modo pesante sull'argomento terrorismo mi ha costretto ad aprire la giacca e mostrare le armi che avevo. Ho tirato fuori la penna, dice: questa è la mia arma, perché veramente quello che è stato costruito dal punto di vista mediatico nei confronti della Val di Susa è quello sì che è un crimine. Noi abbiamo pensionati, mamme, bambini che vanno a protestare. Poi è chiaro che quando si fanno manifestazioni di questo genere
non appare nulla, non si sa nulla dal punto di vista mediatico. Poi, a volte anche provocati, vengono fuori gli scontri, gli incidenti, e allora si ha notizia, ma sempre parlando di cronaca. Allora è qui il punto. Noi abbiamo posto dal punto di vista politico e dal punto di vista tecnico, abbiamo sempre contestato questo progetto. Stanno scritte nei documenti ufficiali le nostre ragioni, non vengono divulgate e dopo 10 anni di battaglia almeno il contendere si è spostato sul piano di ordine pubblico e poi dopo di cronaca, dimenticando quali sono le vere ragioni, pensando di farla franca, e intanto continuano passo passo nel procedere, nel cercare di andare avanti. Ora non vi voglio tediare su questo, però alcuni dati credo che sia interessante divulgarli anche. Negli ultimi decenni il 90% degli investimenti sulle politiche per il trasporto su ferrovia è stato fatto per l'alta velocità, il 10% per le linee normali, diciamo, del trasporto pubblico locale normale. Il trasporto pubblico locale ha ad oggi il 90% dei passeggeri, mentre le linee ad alta velocità faticano ad arrivare al 10% dei passeggeri trasportati complessivamente. Un'altra fandonia, il trasportare le merci ad alta velocità. In Europa non esistono e non esiste nessun produttore che ad oggi produce carri ferroviari ad una velocità superiore ai 160 km all'ora. Quindi praticamente tutte le linee, tutta la rete delle ferrovie europee oggi è adeguata e tarata per far viaggiare i treni merci al massimo 120-140 km all'ora. Noi andiamo a costruire le linee ad alta velocità raccontando alla gente che dovremmo far viaggiare le banane dal Portogallo a Kiev a 300 all'ora, 250 all'ora. Non esistono neanche i carri per trasportarle. Noi chiediamo che cosa? Che gli investimenti non è che non vogliamo far spendere soldi, vogliamo semplicemente farli spendere che non risultino a beneficio solo di questa oligarchia di imprese, ma che risultino utili anche un po', se permettete, ai cittadini. Che cosa succede? Succede che sul trasporto pubblico locale, ad esempio, non basta tenere ammodernate le linee, che peraltro lo sono anche abbastanza per quanto riguarda il Piemonte almeno, ma che cosa vogliono i cittadini? Quando prendono un treno vogliono che sia puntuale, affidabile e poi magari anche abbastanza rapido, ma non c'è bisogno di andare per fare 50 km a 400 all'ora di solito, perché il più dei ritardi che avvengono e i disagi che soffrono i cittadini, i pendolari, è legato alla scarsa qualità del materiale rotabile, quindi carrozze e locomotori che non si fermano a metà strada possibilmente e che offrono quindi un servizio, lo ripeto, affidabile. Allora, se vogliamo fare degli investimenti, magari pensiamo anche a dirottare qualche risorsa in questo senso e non solo su tondini e cemento. Citavo la CMC. La CMC è quella cooperativa di Ravenna che ha vinto l'appalto da noi per questo tunnel Geognostico, è la stessa che è stata citata qui, è la stessa che avete visto qualche mese fa in Sicilia costruire un viadotto, inaugurarlo e 3 giorni dopo, la settimana dopo, vederlo franare. No. Ecco, sono sempre gli stessi. Per questo dicevo oligarchia, ma di questo stiamo parlando. E lo diceva prima Plano, la corruzione in Italia con questo sistema è alimentata in termini di risorse proprio dal Ministero. Mi rendo conto che diventa forte un'affermazione di questo genere,
ma se mi passate la sintesi, di questo stiamo parlando, è il sistema. E allora che fare? È necessario che i cittadini abbiano la consapevolezza di questo quando vanno a votare e non hanno esaurito il loro compito, e questo manca, ahimè, oggi. Siamo bombardati, sovralimentati da informazioni, ma poi in termini di partecipazione, adesso oggi di domenica mattina è un piacere vedere una sala piena a discutere in termini di civiltà e di buonsenso, ma quello che manca è proprio l'informazione diretta, cittadini, istituzioni. E questo è fondamentale, In Val di Susa abbiamo potuto alzare la testa nel momento in cui si sono unite le componenti. Inizialmente erano ragazzi più o meno giovani, anche dei ragazzi con i capelli bianchi, i soliti ambientalisti, erano questi quelli che si sono occupati ormai 20-25 anni fa, era il Comitato Habitat. Poi qualcuno ha cominciato ad interessarsi, si sono unite a questi ragazzi le amministrazioni e abbiamo fatto, credo in Val di Susa abbiamo superato ormai le 100 assemblee informative alla popolazione, organizzate da comitati, amministrazioni, e in queste assemblee non c'erano i sindaci, gli assessori a fare la passerella, c'erano i tecnici del Politecnico di Torino, Economia e Commercio Bocconi di Milano, i tecnici che prendevano i dati prodotti dagli atti ufficiali e li divulgavano. Ad esempio, nella valutazione dell'impatto ambientale per la galleria dei 57 km c'è scritto in termini diciamo, del capitolo sanità che è previsto un sensibile aumento delle malattie alle vie respiratorie nella popolazione circostante nel raggio di 10 km dal cantiere. L'ASL in sede di valutazione di impatto ambientale ha presentato delle osservazioni critiche e anche pesanti e puntuali, non hanno avuto risposta e si continua a procedere. Allora, quando la politica fallisce, quando il percorso amministrativo, noi abbiamo presentato credo qualche decina di ricorsi al TAR per Piemonte, TAR Lazio, li abbiamo persi tutti. Abbiamo avvocato. Abbiamo pure cambiato avvocato, ma insomma li abbiamo persi tutti. C'è qualche cosa assolutamente che non funziona, ma non lo devo raccontare a voi. Voglio dire che, e vado alle conclusioni, Italo, questi nuovi imprenditori, Plano citava il Concord che è fallito, Italo sono stati lanciati questa nuova impresa privata addirittura fantastica, ha iniziato le procedure di messa in cassa integrazione per 200 suoi addetti. Insomma, credo che gli affari stiano andando bene, ecco, no, sicuramente. Io credo che nel momento in cui finiscono i finanziamenti pubblici, nel momento in cui finisce la spinta, la droga rispetto a queste suggestioni che vengono lanciate, si sgonfino. Il problema qual è? È che intanto il denaro pubblico, i soldi nostri sono stati sperperati in cose inutili e poi ci tagliano gli ospedali. Io sono un sindaco che tende ad entrare nel merito delle cose. Hanno fatto nel nostro paese una bellissima legge antisismica, in particolare sull'onda delle emozioni, edilizia scolastica, eccetera, eccetera. Io ho fatto fare le verifiche nella mia scuola elementare e ho chiuso la scuola elementare perché non era norma antisismica, e da 3 anni io ho sia scuola elementare che scuola per l'infanzia nei container.
perché le leggi si fanno e poi si fanno rispettare. Poi qualcuno dovrebbe anche finanziare le conseguenze di queste leggi. Però mi sento dire dal dirigente scolastico che è l'unica scuola perfettamente a norma dal punto di vista sismico, antincendio e delle barriere architettoniche di tutta la direzione didattica. Però una magra consolazione, visto che sono nei container. Però nel nostro paese oggi funziona così, ma è vietato abbassare la guardia. Anzi, abbiamo il dovere di seminare. Dobbiamo veramente... noi non abbiamo la presunzione di avere ragione, assolutamente no. Noi però abbiamo delle ragioni e queste ragioni le dobbiamo portare avanti con onestà e con dignità, ma soprattutto con coerenza e fermezza. Grazie.